Amici bellini, giuro, perché mi è testimone YouTube che non lo volevo fare. Ho appena postato il video su Bakayoko, analisi tattica, previsioni, ipotesi con Fabian, con Dem, meglio a 3, meglio a 2, quindi andatevelo a vedere perché lo sapete, io ci tengo moltissimo quando si fa approfondimento tattico, andatevelo a vedere, riempitelo di like perché vorrei che le cose di tattica crescano di più. Ma questo è virale, questo io devo fare una reazione a volo perché me l'hanno mandato, ho visto sull'app OneFootball addirittura, vi invito a scaricarla perché guarda, la metto poi qua che scorre, è la notizia purtroppo e quindi io devo fare un'analisi proprio al volo, una reazione al volo perché ho sentito alcune parole, questo è un estratto perché poi ha parlato anche di altre cose, ma sentiamo solo un attimo perché si apre un piccolo un polverone. piccolo polverone. La Juventus, sulla base del protocollo, che è un atto privato, non conta niente dal punto di vista della legge e dal punto di vista della sanità. I giocatori, dal punto di vista della sanità, sono sottoposti alle stesse regole di tutti i cittadini italiani. È giusto. E dunque, il Napoli non parte perché è messo in quarantena dalle ASL. La Juventus, per bocca del presidente della Juve, fa una dichiarazione penosa, imbarazzante. Siccome c'è un protocollo, noi andremo allo stadio questa notte. E qui hanno comunicato che andavano a fare una dura competizione con i raccattapalle. Il presidente della Juve è un uomo appassionato, oltre che di palle e palloni, anche credo di filosofia. Mi permetto di ricordargli quello che diceva Schopenhauer. La gloria bisogna conquistarla, l'onore basta non perderlo. L'onore basta non perderlo. Le pause di De Luca. Se io mi fossi comportato così, sentirei di aver perduto il mio onore sportivo. Vorrei domandarmi che cosa rimane in questi atteggiamenti dello spirito sportivo. Scusate, stiamo ancora parlando di sport o stiamo parlando di chissà cos'altro? Cazzo. Parliamo di sport, di valori sportivi, di lealtà sportiva, di competizione onesta, leale, di rispetto per gli avversari. Ma come ci si può ridurre alla meschinità? E si ferma. Sì, poi dopo lui va avanti, dice anche chi... Se avessimo infettato Cristiano Ronaldo avremmo avuto i titoli sul New York Times, il che è vero, il che è vero. Il signor De Luca, purtroppo, ora possiamo essere, possiamo essere d'accordo o meno sulle sue linee politiche, si può attaccare sotto un infinito numero di cose perché la sua paura del Covid viene da ataviche problematiche sanitarie che lui stesso non ha mai risolto. Ma quindi io veramente non voglio entrare nel merito. Purtroppo lui dimentica con chi sta avendo a che fare il suo virtuale interlocutore che chiama in causa. Agnelli è quello del fino alla fine vincere è l'unica cosa che conta. Quindi nel momento in cui si presuppone la possibilità di avere 3 punti a tavolino senza sudare, quello se lo prende. Ma non c'è proprio quale onore, quale sportività e quale gioco del calcio. Su questo punto di vista lui ha sbagliato perché non ti puoi confrontare a questo Schopenhauer o Agnelli. Non ti puoi confrontare sotto questo punto di vista. Quindi lasciamo proprio perdere. La cosa importante da dire, lo ripete semplice. I giocatori sono come tutti i cittadini. Se il cittadino è messo in quarantena, deve rimanere a casa. Poi dopo si decide la bolla a casa, sul campetto, nell'hotel, nell'autogrill. Non ha importanza se l'autorità, che in questo caso è lui, lo Stato, le ASL o chi per lui,
ti dice che devi rimanere a casa, tu cittadino se non lo fai vieni punito e tu calciatore uguale. Quindi ecco perché quando lasciano la bolla Ronaldo, Dybala, Betancourt, Buffon e chi per Demiral e chi per loro possono andare incontro e dovranno andare incontro a sanzioni pecuniarie perlomeno, perché non è ma io dovevo andare a lavorare. Non sa che gente deve andare a lavorare, ma se tu sei stato a contatto devi poi rispettare i protocolli sanitari. Abbiamo fatto per mesi autocertificazioni per buttare l'immondizia per strada. Di che stiamo parlando? Ma belle e buone, no, il calcio va avanti perché è esente. Il calcio non è esente, questo è il punto principale che ci dobbiamo ricordare. Poi dopo nei dettagli, perché il Napoli e il Milan no, per esempio, l'abbiamo detto perché il Genoa ha rappresentato un caso unico, un precedente nuovo, era un focolaio, non erano casi singoli, basta, l'abbiamo spiegato, non ho più fiato per ricordare il perché e il per come. La cosa importante è questa. Dopodiché lui è straordinario perché lui è un teatrante di quelli che veramente fa invidia ai più grossi interpreti di quest'arte. E le sue pause, l'utilizzo del lessico, palle e palloni, perché lui è amante delle palle. Questo sta dicendo ed è straordinario sotto questo punto di vista, però bisogna dire la verità. Non ha tutti i torti. E il problema adesso farà notizia, questo non è nemmeno una difesa di De Laurentiis, lui sta semplicemente imponendo la sua autorità come Stato e vuole ribadire che il calcio non è al di sopra dello Stato, e questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare tutti. È un video che mantengo breve perché l'argomento è stato ben sviscerato. Auguri, e mi fa piacere di leggere della nuova negatività di Ibrahimovic, l'ho letto guarito, quindi meno male, perché comunque è un uomo di 39 anni, non stiamo parlando di giovani di 21, è sempre giovane, però è un atleta, però vanno sempre, quando uno esce da una malattia, sintomatico o meno, si fanno gli auguri e si ringrazia chi di dovere. Va bene così, speriamo che ne escano sempre di meno, speriamo che non si blocchi tutto, io non voglio il blocco del campionato, non voglio che Inter Milan non si incontrino per poi dire aveva ragione. No, io voglio che vada avanti perché io voglio parlare di calcio, parlo anche a livello proprio di egoistico. Ho bisogno di parlare di calcio per fare i video, perché non posso fare i video sempre in coppo o Covid. Mi annoio e ci annoiamo tutti. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E come gliele ha suonate? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.